Speriamo che non troviamo stesso diavoli là da volte che ci duri marziato da tutti e due, dal conto diavoli là da come tu. Non ti preoccupare che Dio ci aiuta. Aiuta a te, aiuta a me, dal conto diavoli là da volte che ci dobbiamo ammazzare a tutti e due. Che Dio ci aiuta, non ti piglia strada tua, strada mia, Ave Maria, piglia strada tua e piglia strada mia, Ave Maria. Chi si è passato la giornata senza pigliare lo fa solo. Ma vai, mi sembra scherzato, vai avanti con gli ragazzi, vai avanti, vai avanti. Hai ragione. Lui mi fatica! Ma non dà un tema! Fratello! Tanto guido, mannaggia diavolo! Tanto guido! Lui mi fatica! Che buon papà! Ma non finire no! Dai dietro, Satana! Dai dietro! Stai calma! Gesù Cristo! Gesù Cristo! Ah, sta scendendo! Sta scendendo! Sta scendendo! E il diavolo scappa! Ma calma fratello! Fratello! Ma che è successo? La magnata! È uscito! È uscito! Quello che so per dire lo confesso al Signore. La parla di cantante e tutti fatti allora. La gente è assai curiosa ma non sa che l'aspetta. La calderia 2, la vendetta. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. 5, 4. A bancetto cazzo che si torna. Natale Galletta, ma che si aspetta? Sul posto dove picciamo romma che giacchetta. È un uomo elegante, eppure bravo. E fatti la narsata, tanto non si pava. Invece Fiorellino muovo fullatina. Sai fatti in mesce più un paro vicino. E faccio Radio Marte, e faccio Radio Kiss. Se non mette a cassetta non si sente neanche Kiss. Invece c'è Maurizio che canta come stile. Si tiene una parola e peggio in un guerriero. Ha fatto tanta disca per l'esattezza 30. Io mi domando e dico c'è sta ancora di suo segno. C'è Fabio Cozzolino che non si arrende mai. Tiene una bella voce ma conta sul guai. Una volta mora mamma hanno arrestato padre. Guarda sentiamo a me, fatta a fare una cagata. Parlando di Antoine è un simpaticone, fa cinema, teatro, eppure è un bravo attore. Il medico lo disse appena era nato: signore è un bel maschietto, peccato che è suonato. Invece Nino D'Angelo non lo supera nessuno, è stato e resta sempre per me il numero 1. La cosa non capisco, di sorte che s'ha fatta, ma come va a Sanremo senza giacca e cravatta? C'è Nico Desiderio, tiene una voce bella, sa sempre che creatura perché fu bidello. Tiene pure il ricci, ma senza permanente. Voi dite come ha fatto, che dite in da corrente. Invece Pino Mauro ottiene in te. La musica, passione, non canta la appartiene. Se vi dice il codino, ma isso non lo sa. Con i suoi capelli lunghi, la perza mi da capo. Leo Ferruccio che ben guaglione, si è fatti sicca prima era gattone. Che bacio peruccino e lui che cioccolata, ma che se mi sangavi superato non l'ho. Invece Mario Merla con Zappatore ha fatto una carriera da imperatore. Due unici difetti: mangia troppo a pranzo e si gioca tutto quello che si trova a naso. Valentina e Mastelloni che bellizze, e quando stanno insieme fanno zizze e zizze. Sono veramente bravi, ma sotto chi ci sta non amo le sorprese, perciò lasciamo stare. Gigi Finizzi invece è stata sfortunata, o veramente brava e nulla hanno apprezzata. Tiene una voce rossa che arriva in coppa a lui, ma
ma il è piccerilla, non metro e 50. Gianluca Capozzi è bravo e si sa, proviene da una famiglia che sanno cantare. Ma forse Ron Stewart lo vogliono in danutata, pare Gianni Morandi, sa bucchi indiffiancata. Invece Sergio Bruno è un vero cantatore, i suoi successi vanno da 3 generazioni. È molto presuntuoso da quando era ragazza, ovvero canta buona, ma spesso rompe un cazzo. Ne Salvatore sta! Posso dire cantante quando si proprio prima che palle c'è fai tanta. E chi la fa far bene, chi la ti fa far bene, soltanto tu si strunza e non tieni lo pastiere. Maronna, e che è successo? Ho detto quelle cose perché ero indemoniato e spero che i cantanti non mi fanno una mazziata. Il diavolo ha parlato, io colpa non ne tengo, ma cerco scusa a tutti per quel comportamento. Ormai mi sento un altro e ringrazio il Signore. Gli artisti che ho citato li tengo nel mio cuore.